126. 126 sono i giorni che separano le due date, ovvero quella del defenestramento del vice sindaco in quota Fratelli d'Italia Daniele Tosto Brasiola da parte del sindaco Mauro Armelau, alla fine della crisi, ovvero quella di ieri sera, quando il sindaco decide con un comunicato stampa di escludere Fratelli d'Italia dal governo della città. Un governo della città che è arrivato grazie all'elettorato di centrodestra, che ha voluto fortemente un governo di centrodestra, un'alleanza fatta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e liste civiche, che governasse per 2 anni e mezzo. All'indomani della decisione del sindaco di Chioggia Mauro Armelau di rompere con Fratelli d'Italia, arriva la risposta del coordinatore provinciale del partito, che prosegue. Non ci sono state cause apparenti se non quelle personali e personalistiche da parte del sindaco nel defenestramento del vice sindaco. Ho anche visto le accuse che muove nei confronti del coordinamento di Fratelli d'Italia e in particolar modo nei miei confronti come coordinatore provinciale. Dico al sindaco che sono disponibilissimo in ogni momento a qualunque tipo di confronto, perché da parte nostra c'è sempre stata correttezza e lealtà, ma soprattutto trasparenza. Ora è lui che deve giustificarsi nei confronti dei propri cittadini e nei confronti dei propri alleati. La maggioranza però, attraverso un comunicato diramato dalla segreteria locale della Lega, il direttivo di Forza Italia Chioggia e i referenti della civica Chioggia protagonista, conferma di voler continuare a sostenere il sindaco, evidenziando che non c'è mai stata una crisi di giunta con Fratelli d'Italia, anche per la presenza dell'assessore Zennaro, esponente del direttivo provinciale del partito. C'è sempre stato anche dialogo col referente provinciale. Poi lancia un appello all'opposizione, in particolare al Partito Democratico. Ci aspettavamo, si legge, maggiore responsabilità e una migliore opposizione. Così non è stato e ognuno risponderà al proprio elettorato, mentre Armelau risponde a Pavanetto. Gli assessori di Fratelli d'Italia hanno sempre avuto carta bianca, massima visibilità, quindi nessuno ha mai voluto umiliare nessuno e non è ovviamente nei miei comportamenti questo. Mi dispiace perché il segretario provinciale di Fratelli d'Italia dovrebbe sapere che le bugie hanno le gambe corte, e tant'è che l'allontanamento del vice sindaco è stato concordato con lui il 2 novembre a San Donà, insieme anche a testimoni di Fratelli d'Italia. Quindi è una problematica interna a Fratelli d'Italia che si sta scatenando contro l'intera maggioranza. Dopo 4 mesi abbiamo deciso tutti assieme di dire basta.